Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Comincia una nuova settimana, comincia con la conferenza stampa del presidente Luca Zaia, che sarà in diretta qui su Rete Veneta alle 12:30 dalla sede della Protezione Civile di Marghera per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Ci sono molte novità, si aspettano novità sia sul tema del Green Pass, che a questo punto è destinato a diventare indispensabile, obbligatorio anche per treni a lunga percorrenza, per alcuni tipi di trasporto su gomma, per molti altri aspetti della vita quotidiana di ognuno di noi. Si aspetta anche un piano per quanto riguarda le scuole, quindi sono attese notizie importanti anche sul versante scolastico. Ormai fine di agosto è dietro l'angolo, e dietro l'angolo anche la riapertura delle scuole, il ritorno dei ragazzi in classe con tantissime perplessità, tantissime difficoltà. Quindi sappiamo che sono in ballo fra oggi e i prossimi giorni importanti conferenze stampa del governatore proprio su questi temi. Quindi sentiremo alle 12:30 da Zaia quali sono le novità. Allora, prima di andare avanti, prima di sentire i nostri giornalisti su quello che sta succedendo in Veneto in questi momenti, arriva una tragica notizia dalla provincia di Treviso, perché c'è stato l'ennesimo incidente stradale questa mattina, l'ennesimo di questo mese di agosto, il mese più mortifero dal punto di vista degli incidenti. A perdere la vita è stato un 26enne di Riese, Pio X. L'incidente, che gli è stato fatale, è avvenuto alle 6:30 di questa mattina a Fonte, all'incrocio tra via Castellana e via delle Industrie. A scontrarsi la sua auto e un camion per cause che rimangono al momento ignote. Naturalmente la dinamica è tutta da ricostruire. Sono intervenuti sul posto per soccorrere il giovane, che sia i medici che gli infermieri del SUEM-118, che però non hanno potuto fare niente per salvargli la vita. A Fonte sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Ne sapremo di più nel corso della nostra informazione. E per quanto riguarda invece l'Alta Padovana, c'è giunta notizia di un rave party, l'ennesimo rave party di questa estate, in un'area boschiva lungo il fiume Brenta, appunto a Cittadella. È stato scoperto dai carabinieri intervenuti dopo le numerose segnalazioni arrivate dai residenti della zona, che alle 4 del mattino erano stati svegliati dalla forte musica e dal baccano che arrivava da questa festa. Carabinieri giunti sul posto hanno trovato decine di giovani provenienti da tutto il Veneto che si erano dati appuntamento per questa festa clandestina. Sono stati tutti identificati e denunciati per invasione di terreno e mancato rispetto delle norme anti-Covid. La nostra redazione padovana se ne sta occupando proprio sul posto in questi minuti per capire, per approfondire cosa è successo, se insomma questi eventi sono destinati a moltiplicarsi in questa fase della stagione estiva. Allora, prima di andare avanti, cerchiamo di capire se riusciamo a collegarci con la nostra redazione bassanese, che ha delle notizie importanti per quanto concerne il focolaio di coronavirus scoppiato all'interno della casa di riposo di Cartigliano. Sappiamo che la nostra Chiara Gaiani è pronta in redazione per raccontarci le ultime novità, perché i dati sono cresciuti rispetto ai giorni scorsi, ma noi non la vediamo, però forse la sentiamo, perché purtroppo l'inquadratura del nostro collegamento Skype, a causa di qualche banale inconveniente tecnico, non ci fa vedere Chiara Gaiani, ci fa vedere tutt'altro. Allora, aspettando l'arrivo di Chiara Gaiani, vediamo al volo una notizia che arriva da Padova per un incendio di Rottoballe a Selvazzano. Pare che abbia origine. I vigili del fuoco hanno impiegato più di 10 ore per domare le fiamme che hanno avvolto un centinaio di rottoballe di fieno che si trovavano in un campo di via Piani a Selvazzano Dentro. Le operazioni di spegnimento sono iniziate all'alba e si sono concluse nel tardo pomeriggio. Le rottoballe di fieno erano ammassate all'aperto in un campo agricolo. Dopo aver circoscritto il rogo, sono state bagnate a lungo per evitare il riaccendersi di focolai. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Adesso cerchiamo di capire se le ricerche della persona dispersa nella Val di Zoldo sono tuttora in corso. Nel frattempo è arrivato un appello della moglie dello scomparso, che dice: aiutateci a trovare Federico.
Sono Elena Pancera, la moglie di Federico Lugato, l'uomo scomparso a Pralongo giovedì 26 agosto. Pralongo è in Val Zoldana, in provincia di Belluno. Noi stiamo continuando a cercarlo insieme ai soccorsi ufficiali, stiamo cercando volontari e volontarie, esperti di montagna, anche cinofili, che ci possono dare una mano a ritrovarlo. Lui è lì fuori e ci sta aspettando. Stiamo anche cercando persone che possano averlo visto nella mattinata di giovedì 26 a Pralongo sul sentiero, in modo da riuscire a ricostruire meglio i suoi spostamenti. Se volete partecipare alle ricerche o avete informazioni su di lui, contattatemi direttamente sui social, Elena Pancera, oppure contattate i soccorsi e lo stiamo facendo per Federico. Grazie. Questo era l'appello a dare una mano per queste ricerche. Ci sono più di 100 persone che stanno aiutando la famiglia e i soccorritori nella ricerca di Federico. Poi torniamo su questo argomento, perché adesso andiamo proprio al volo da Chiara Gaiani, che dalla redazione bassanese ci dà gli aggiornamenti sui numeri del focolaio scoppiato a Cartigliano, dove lo sappiamo da qualche giorno ormai c'è stato l'arrivo, il ritorno del Covid in casa di riposo. All'inizio si parlava di 25 persone complessivamente fra ospiti e operatori. Chiara, adesso la situazione qual è? Non ti sentiamo, Chiara? Allora, vediamo se riusciamo a collegarci. Sì, ci siamo. Finalmente ti sentiamo e ti vediamo. È destino che questo collegamento non sappia positivi. 9 operatori che sono positivi, tutti sono in condizioni, tutti sono in buone condizioni, solo alcuni ospiti presentano qualche linea di febbre. Abbiamo parlato con la direttrice dell'Istituto di riposo per anziani, che si chiama Angioletta Caliulo. La direttrice ci diceva che solo alcuni ospiti hanno alcune linee di febbre, mentre tutti gli operatori sono in buone condizioni. Ovviamente sono scattate tutte le misure di sicurezza per proteggere gli ospiti presenti all'interno dell'Istituto di riposo, ma anche gli operatori sanitari coinvolti. Noi abbiamo un appuntamento con i vertici della casa di riposo proprio nel pomeriggio di oggi. Di fuori del cancello non può entrare nessuno per verificare le condizioni, e noi poi vi aggiorneremo. Allora Chiara, abbiamo perso qualche passaggio, però abbiamo capito complessivamente che oggi si va a vedere la situazione. Non ti abbiamo sentito all'inizio, quindi non abbiamo adesso il dato esatto delle persone coinvolte. Ce lo puoi ridire, per favore? Certo. E va così, oggi succede così. Allora, poi Chiara Gaiani ci farà sapere il dato esatto, che pareva sulle prime fosse salito a 32 persone coinvolte, quindi poi vedremo di avere questi numeri in modo più preciso. Adesso torniamo a parlare della persona scomparsa in Val di Zoldo, perché tra l'altro nella serata di ieri, domenica 29 agosto, verso le 22, il soccorso alpino della Val Zoldana è stato allertato per altri 4 ragazzi di 28 anni, un abruzzese, uno di Roma, uno di Verona, una ragazza spagnola in ritardo lungo la discesa della normale del Civette. 4 erano attrezzati per il freddo e per il palma, uno di loro era esausto. Sono stati aiutati, l'intervento si è concluso alle 24, alla mezzanotte. Allora, dicevamo, sono riprese le ricerche di Federico Lugato. Vediamo, questo è il campo base con tantissime persone che stanno aiutando a dare una mano. Siamo a Pralongo di Zoldo, nella Val Zoldana, bellissime zone, peraltro
non sono considerate pericolose, l'area del Col Cerver, la salita al bivacco che c'è nelle vicinanze, non sono considerate aree pericolose o a rischio, non si capisce dove possa esserci perduto Federico, che è la persona che vedete in questa fotografia. Tutti lo stanno cercando, sono stati utilizzati i cani molecolari, sono stati utilizzati i droni, c'è l'elicottero, c'è la protezione civile, c'è i vigili del fuoco, c'è uno spiegamento di forze impressionante. La moglie, come avete sentito, ha fatto un appello a chiunque abbia visto Federico magari nei giorni scorsi. Ricordiamo che manca da 4 giorni ormai e che in quelle zone, nelle Dolomiti, le temperature sono scese in modo sensibile nelle scorse ore, quindi c'è la necessità assoluta di fare presto e si spera oggi di avere buone notizie che, se arriveranno, ve le daremo come sempre in diretta immediatamente qui al Focus TG. Adesso noi con la regia di Alessandro Costacurta facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Fra un quarto d'ora o giù di lì saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa di Luca Zaia, conferenza stampa di inizio settimana molto importante perché ci sono tante novità e tante soprattutto novità in arrivo per quanto concerne i prossimi giorni sull'emergenza coronavirus, il Green Pass, la gestione scolastica, insomma tantissime cose di cui parlare, le sentiremo fra poco dal governatore. Allora, in attesa di poterci collegare con la nostra sede padovana, vi diamo il dato ufficiale del focolaio nella casa di riposo di Cartigliano, nei pressi di Bassano del Grappa, una delle prime case di riposo in Veneto a soffrire nuovamente di quello che nella prima fase dell'emergenza coronavirus durante il lockdown è stato un problema enorme che ha portato a tantissimi lutti e situazioni veramente complicate. In questo momento ci sono 22 ospiti e 9 operatori positivi. Ci dicevano nei giorni scorsi che gli operatori erano tutti vaccinati, che comunque gli ospiti gran parte erano vaccinati. La situazione delle persone positive non è in nessun caso grave, quindi possiamo dire che per il momento è tutto sotto controllo. C'è da capire se si tratta solo di un caso limite oppure se è davvero l'inizio di una recrudescenza di quello che abbiamo già visto, però possibilmente con esiti diversi. Questo lo vedremo solo più avanti. Adesso noi andiamo a Padova, dove c'è la nostra Valentina Visentin con Cristian Roque Allende che ci aggiorna sulle vicende padovane di oggi. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno da Padova, tante le notizie, soprattutto la cronaca, in primo piano quello che sta già facendo molto discutere tutta la provincia, ovvero questo rave party scoperto all'alba di domenica dai carabinieri in una zona boschiva lungo il Brenta a Cittadella. Ci sarebbero già 50 persone denunciate, si tratta di 54 giovani da tutto il Veneto, quindi non solo padovani ma anche trevigiani, vicentini e veneziani, che sono stati trovati dai carabinieri, sono stati tutti identificati. Per loro potrebbero scattare presto le denunce sia per occupazione di suolo ma anche per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. 50 ragazzi che hanno fatto questa rave party clandestino con musica techno ad alto volume. I residenti a tarda notte, intorno alle 4 del mattino, sono stati svegliati dalla musica altissima, hanno chiamato i carabinieri che alle 7 del mattino appunto hanno ritrovato questa cinquantina di giovani che sono stati subito identificati. Sul posto a Cittadella c'è il collega Francesco Ratai, quindi questa sera avremo non solo le immagini del luogo ma anche un resoconto completo di quanto è accaduto. Valentina, ci sono già notizie di cronaca da Padova. Noi abbiamo visto l'incendio di Rotoballe di Selvazzano che pare avere origine dolosa, vedremo poi nel corso della giornata se ci saranno novità sotto questo profilo. Sì, c'è stata una giornata di incendi domenica a Padova, perché oltre a quello delle Rotoballe di Selvazzano c'è stata una colonna di fumo nero visibile per tutto il pomeriggio a Padova, perché ha preso fuoco un'autofficina, l'autofficina Buratti Racing in zona Altichiero, un incendio che è divampato in prima lettura
3 del pomeriggio e che ha insomma minacciato anche alcune abitazioni che sono proprio vicine all'officina, con delle famiglie che sono state chiuse dentro casa per paura delle fiamme, ma anche per non respirare questo fumo nero. L'incendio non dovrebbe essere doloso perché sembra sia accidentale sia divampato a causa di un cortocircuito di alcuni fili elettrici. Valentina, non ci sono però solo notizie gravi, notizie di cronaca dalla provincia di Padova, abbiamo anche una bella iniziativa goliardica che segna un po', lasciatecelo dire, il ritorno a una possibile normalità da parte della provincia padovana. Assolutamente sì, e per farlo ci trasferiamo virtualmente nella bassa padovana, scusate, dove a Montagnana ieri si è tenuta quella che doveva essere la 10ª edizione dell'Homme des Mer, ma è stata di fatto la 9ª perché l'anno scorso è stata bloccata dal Covid. Questo triathlon goliardico, quindi nuoto, corsa e bicicletta, che raduna partecipanti, ci hanno detto gli organizzatori da tutto il mondo, perché ne sono arrivati anche alcuni dalla Spagna e dalla Colombia. Quest'anno ovviamente i numeri sono stati dimezzati a causa del Covid, 250 i partecipanti, ma erano più di 1000 le richieste arrivate agli organizzatori da cicloamatori di Montagnana. Praticamente si tratta di questo triathlon goliardico per uomini mascherati e anche donne, e i vincitori, non so se riuscite a vedere la foto. Abbiamo una foto che facciamo andare dalla regia mentre tu ci racconti. La foto è il vincitore, perché la maschera, diciamo, forse più tristemente attuale, ovvero il medico della peste. Per l'Homme des Mer, la Femme des Mer invece era la principessa Leila, quindi insomma questo triathlon che ha riportato costumi bizzarri, perché ovviamente ci sono state tante maschere, e si è svolto come di consueto a Montagnana, con una grande quantità anche di birra per dare la giusta carica a questi atleti. Allora Valentina, noi ti ringraziamo anche per questa notizia simpatica. I ragazzi dell'Homme des Mer hanno organizzato all'inizio questo triathlon goliardico per così, un po' per sfida, un po' per ridere. La cosa si è fatta seria e tra insomma prove sportive comunque non indifferenti, necessità, una volta era obbligatorio che tutti i partecipanti avessero baffi veri o finti, adesso pare si sia aperto un po' ad altri costumi, altre maschere, insomma è un modo per affrontare questo periodo davvero complicato con un sorriso. Questo era ieri, oggi si ricomincia a lavorare, si ricomincia a marciare per superare l'emergenza, però insomma è giusto anche dare qualche notizia divertente, simpatico ogni tanto. Valentina, noi ringraziamo te, Cristiano Caiende, per questo collegamento. Se ci sono altre notizie da Padova non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Torniamo in studio. Allora, purtroppo dobbiamo tornare anche alle notizie un po' più gravi rispetto a quella che abbiamo appena dato, perché questa mattina alle 6:35 in A4 c'è stato l'ennesimo incidente. Si è trattato di uno scontro nel tratto compreso fra i caselli di Verona Est e Verona Sud in direzione Milano, appunto l'autostrada 4. C'erano i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero che hanno operato per liberare 6 persone rimaste incastrate in alcuni mezzi interessati appunto in questo maxi tamponamento. Sono 3 autovetture, 3 pulmini, tutti che viaggiavano in direzione Milano. Le operazioni di soccorso delle persone messe in sicurezza dei veicoli si sono concluse intorno alle 8 di questa mattina con la riapertura del traffico di 2 corsie su 3, fino ad allora rimaste completamente chiuse. Naturalmente il traffico ha subito tutti i rallentamenti del caso. Poi c'è lo svincolo della A4 in uscita in ingresso di Meolo Roncade in direzione Trieste, chiuso a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Lo rende noto Autovie Venete. Il sinistro si è verificato poco prima delle 9. Secondo una prima ricostruzione, l'autotreno stava affrontando la curva quando si è imbarcato e ha finito la propria corsa appoggiandosi alla barriera laterale dello svincolo e a un palo della luce. Non ci sono feriti. Sul posto stanno operando 2 gru per rimuovere il container. Sono giunti anche il personale di Autovie Venete e la polizia stradale. Sono in corso di valutazione i danni alla barriera. E andiamo avanti con la nostra informazione. Cominciamo a entrare
Cominciamo a entrare, anzi no, perché rischiamo di andare lunghi con la conferenza stampa di Luca Zaia. Quindi ricordiamo alle 12:30, quindi fra 8 minuti saremo già collegati, anzi noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa di Luca Zaia. Non ci sono al momento altre notizie che ci arrivano dall'ANSA o dalle nostre redazioni, quindi noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, però voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Vediamo gli ultimi dati disponibili del contagio, dell'emergenza coronavirus e dei vaccini, per capire anche poi i dati che fornirà Luca Zaia all'inizio della conferenza stampa, per capire un po' come si sta muovendo questa epidemia in questi giorni veramente critici per il futuro della gestione dell'emergenza coronavirus. Quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo in diretta anche in questo momento col nostro streaming sulla pagina Facebook di Rete Veneta, per raggiungere tutti i veneti, tutte le persone che magari perché vivono lontano dalla regione, perché stanno lavorando, perché non hanno a disposizione un televisore, non riescono a vedere la nostra informazione qui sul canale 18. Allora, fra pochi minuti arriverà Luca Zaia per la conferenza stampa di inizio settimana. Dicevamo molti temi di cui parlare, però c'è anche tanta cronaca oggi in Veneto. Abbiamo visto incidenti stradali, abbiamo visto incendi, abbiamo visto anche le ricerche del disperso in Val Zoldana che sono ricominciate. Vediamo anche questa breve notizia di un'operazione della finanza che ha scoperto un bed and breakfast abusivo nell'altopiano di 7 comuni. Offriva ospitalità nel comune di Asiago usando per farsi conoscere pagine di social e siti internet specializzati. Il bed and breakfast abusivo scoperto dai militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Asiago. Incrociando i dati di proprietari di seconde case nell'altopiano dei 7 comuni con detective informatici in uso al corpo, è emersa l'attività del gestore che affittava stanze senza rispettare le normative previste dalla legge regionale e senza versare la tassa di soggiorno al comune di Asiago. Per lui è scattata la sanzione che, come previsto, va da un minimo di 3.000 a un massimo di 6.000 euro. Solo pochi giorni fa la Guardia di Finanza aveva pizzicato alcune agenzie, alcuni gestori di appartamenti e seconde case che non registravano i contratti, facevano i contratti ma non li registravano all'Agenzia delle Entrate. Insomma, c'era una discrepanza notevole, c'era un buco notevole e sono in corso le operazioni di recupero di queste somme non versate. Quindi l'occhio delle fiamme gialle, insomma, è sempre fisso sulle aree in cui possono succedere anche queste cose, in cui il caos del ritorno del grande turismo può aprire la breccia a comportamenti non del tutto corretti. Andiamo a vedere adesso, cambiamo decisamente argomento, entriamo definitivamente in area coronavirus. Andiamo a vedere con la regia di Alessandro Costacurta quelli che sono gli ultimi dati disponibili. Non sono quelli aggiornati a questa mattina perché quelli li darà Luca Zaia fra pochi istanti, però vediamo che nell'ultima tornata disponibile di cui abbiamo notizia erano state somministrate 20.679 dosi, il totale ammontava a 6.200.000, c'erano 8.193 le prime dosi per un totale di 3.200.000, i cicli completati erano stati 12.000 per un totale di quasi 3 milioni, siamo a 2.992.000, è plausibile pensare quindi che oggi si arriverà a 3 milioni di cicli completati. È arrivato il governatore, diamo subito immediatamente la linea a Marghera. È stato in ferie, anche i giornalisti si riposano. Bene. Tanto buongiorno a tutti. Come vedete c'è l'assessore Lanzarin e la dottoressa Anna Maria Cattelan, che è il primario di malattie infettive dell'azienda ospedaliera di Padova.
Perché oggi, dopo il mio intervento e dopo le domande, passerò la parola alla dottoressa Caterani che vi dà uno spaccato di cosa significhino i ricoveri in questo momento, perché le malattie infettive sono, diciamo, il porto d'arrivo dove arrivano i malati complicati. Vi dirà quanti ne ha, vi dirà quali sono le caratteristiche di questi ammalati. Ovviamente non è che vi dice nomi e cognomi, questo è ovvio, però vi dirà quanti sono vaccinati, quanti non vaccinati, e anche tra i vaccinati perché sono lì, perché tutti hanno una motivazione, non è che uno ha fatto il vaccino e il vaccino non ha funzionato. Capirete un po' la storia e soprattutto vi darà anche uno spaccato di qual è poi il quadro clinico, no, di questi pazienti estivi che arrivano in ospedale. Bene, penso che sia, vista l'autorevolezza appunto della dottoressa Caterani, ripeto, primaria delle malattie infettive, che sia utile anche per i cittadini che vi leggeranno, che ci stanno seguendo in diretta, avere appunto uno spaccato di cosa significhi questo Covid estivo. Passerei subito alla lettura del bollettino. I tamponi molecolari sono 6.338.087, quelli rapidi sono 6.449.811. In totale abbiamo fatto ad oggi 12.787.898 tamponi. 12.787.898. Penso che prima del Covid era un numero, forse uno ipotizzava di vederlo in 100 anni, un numero del genere. Sempre sui tamponi vi voglio ricordare una cosa. Pensate, vi do un dato: dopo un mese dallo scoppio del Covid, purtroppo con la morte del signor Trevisan, quindi compare in Veneto nel 21 febbraio del 2020, dopo un mese il nostro potenziale di tamponi quotidiano era di 2.170 tamponi. Oggi, quando ci va, diciamo, di male, ne possiamo fare 40.000, a dicembre siamo arrivati anche a 73.000. Capite che la capacità di diagnostica non è aumentata ovviamente sul tampone molecolare, che, diciamo, a un punto di stallo, quando arriva a 22-25.000 a livello regionale, oltre non riusciamo ad andare, abbiamo fatto organizzativo nonostante gli investimenti. Tutto il resto l'hanno fatto i tamponi antigenici. Positivi nelle ultime 24 ore, 319. Ovviamente, essendo un fine settimana, i 319 sono relativi a 10.725 tamponi, quindi un 2,97 di incidenza, però non valutatela perché è un dato, diciamo, del weekend. Numero di positivi dal 21 febbraio 2020 ad oggi sono 454.220. C'è una provincia mediamente, se ci pensate. I positivi di oggi in isolamento sono 13.086. I ricoveri, un dato sul quale riflettere, più 13, 278. I ricoveri in area non critica, 223, più 9. Le terapie intensive sono 55 più 4. Quindi, per capirci, area intensiva e area non critica sono 223 più 9, 55 più 4. Si continua a crescere. Terapia intensiva non Covid sono 349. che sommati ai 55 fa 404 persone assistite oggi nell'area delle terapie intensive. I decessi e il numero è invariato, 11.683, i dimessi sono 22.849. Allora, come vedete non ne siamo fuori. Di certo questi dati, che rapportati al numero di positivi al giorno, hanno comunque una ricaduta nei ricoveri molto più bassa rispetto a quello che accadeva con le altre ondate. Sono dati che abbiamo in virtù del fatto che c'è una popolazione di vaccinati. Questo è poco ma sicuro, cioè la vaccinazione comunque ha cambiato il corso della storia del coronavirus.
Il vaccino ti può piacere, puoi farlo, non farlo, puoi dire tutto quello che vuoi, ma è inconfutabile e è innegabile che la vaccinazione comunque oggi ci permetta di avere dei tassi di ospedalizzazione decisamente bassi. Poi vedrete i dati della dottoressa Catelin che confermeranno questo, ma ve ne dico uno in particolare, ho visto vi do dati freschi di giornata. Oggi ricoverati in area non critica, vaccinati è il 22,8%, vaccinati con una dose il 3,8%, quindi vaccinati con 2 dosi 22,8%, una dose 3,8%, non vaccinati 73,4%. Considerate che da un punto di vista clinico le prime dosi a livello internazionale, dico non fully vaccinated, no? Cioè non totalmente vaccinati, vengono tutti messi assieme, i non vaccinati con le prime dosi. Però anche se guardiamo solo i non vaccinati, 73,4 che andrebbero sommati ai 3,8 della prima dose e fa 77,2 se non sbaglio il conto. Nell'area critica, cioè in terapia intensiva, cosa abbiamo oggi? L'11,8 di vaccinati con 2 dosi, il 7,8 con una dose e l'80,4 con nessun vaccino, non vaccinati. Cioè vuol dire che se sommo la prima dose con l'80,4 vado esattamente all'88,2, cioè vuol dire che la terapia intensiva noi la stiamo dedicando praticamente quasi totalmente a persone non vaccinate. E di notizie anche di oggi, una signora di 39 anni a Vicenza, ho letto stamattina nei report, ve la leggo in diretta, tanto non dico nomi, non dico niente, dove c'è? Sanità, eccola qua, scusate un attimo così la vediamo assieme. Vicenza, in rianimazione, ragazza entrata sabato agli infettivi e passata ieri in rianimazione del 1989, non vaccinata, ma sono casi quotidiani ormai, Quindi capite che è fondamentale che io vi ricordi che l'accesso alle vaccinazioni noi lo garantiamo libero, senza alcuna prenotazione. So che le dico tutte le volte, ma è bene ricordarlo, ai ragazzi dai 12 ai 25 anni accesso diretto e tutti gli over 60, fermo restando che poi insomma se i centri vaccinali sono a disposizione. Oggi abbiamo fatto la vaccinazione di oggi è 13.000, poco più di 13.000 iniezioni nelle ultime 24 ore, vaccini ce ne sono, i 2 vaccini che utilizziamo ormai nei centri vaccinali sono Pfizer e Moderna. L'invito a tutti coloro che hanno deciso, vi ricordo che la vaccinazione è volontaria, tutti coloro che hanno deciso di vaccinarsi, di approfittare di tutto questo. Rispetto alla terza dose, resto convinto che se si dovrà fare. Allora, ci sono esperienze internazionali, Stati Uniti, Francia, Israele che ha iniziato per prima, addirittura Israele l'ha estesa agli over 12, se si dovrà fare lo dovrà dire la comunità scientifica, noi non abbiamo la preparazione per dire che servirà o non servirà, EMA si dovrà esprimere, so che è questione di ore, ma io dico solo una cosa dal punto di vista proprio tecnico, operativo, logistico, è roba che ci inquieta di più, che se sarà necessaria una terza dose, e per quali categorie non ve lo so dire, che ce lo dicano subito, che non ci vengano a dire a ottobre, novembre, dicembre di iniziare a pensarci, perché potrebbe essere troppo tardi. Il tema dei fragili, degli immunodepressi, degli anziani dell'RSA e degli over, definiamoli così, è un tema importante perché capite che nell'RSA noi abbiamo 30.000 ospiti, oltre a altrettanti operatori, è fondamentale metterli in sicurezza, come del resto negli ospedali, perché ricordo che i nostri medici, i nostri operatori si sono vaccinati ormai 8, 7, 6 mesi fa, perché hanno iniziato per primi ad essere vaccinati. Se avete domande ragazzi?
Tosato, Prigioni, Guidone, Giacomuzzo, niente. Prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ecco, a proposito di scadenze, di tempi e di fretta, la scuola è pressoché alle battute iniziali, a giorni inizieranno le riunioni tra i docenti. Ci sono novità per quanto riguarda l'aspetto prettamente operativo di prevenzione e di controllo nelle scuole? Noi faremo una presentazione del progetto all'inizio della prossima settimana. Noi siamo assolutamente sul pezzo. Posso garantirvi che abbiamo irrobustito il progetto della scuola Sentinella, lo sapete perché non è un mistero, mi diceva stamattina peraltro il generale Figliuolo che ho sentito, mi ha chiamato perché ha fatto 2 giorni in provincia di Treviso, mi ha detto che ha ricordato che a livello nazionale si mutua il progetto del Veneto, quindi le scuole a livello nazionale verranno tutte monitorate col famoso progetto Sentinella che il Veneto ha già testato nel passato anno scolastico. Abbiamo acquistato quasi 1 milione di tamponi molecolari salivari, le microbiologie sono in rete e ovviamente li abbiamo acquistati con la formula alla bisogna, no? Cioè, li pago se li uso, se no non li porto a casa. Perché? Perché abbiamo speranze, visto e considerato che è stato mutuato il nostro progetto nazionale, più che speranze ci è stato detto che la fornitura a tutte le regioni dei tamponi verrà fatta direttamente dalla struttura commissariale. Quindi se arriveranno velocemente quelli della struttura commissariale, noi non, mi dicono quelli di Azienda Zero, non daremo corso all'acquisto che abbiamo già con prezzi bloccati. E per noi la madre di tutte le battaglie è quella della scuola, no? Io l'ho definito il D-Day, il 13 di settembre. Guardate che per noi la sfida è far andare i ragazzi a scuola, appunto. A DAD qua faremo battaglia fino all'ultimo millimetro, senza quartiere, perché comunque dobbiamo fare in modo che i ragazzi vadano a scuola. Per quanto riguarda le vaccinazioni, le vaccinazioni dei giovani stanno andando bene perché ci stiamo avviando, abbiamo superato un ragazzo su 2 vaccinato in età scolastica, stanno ancora accedendo, vi ricordo che abbiamo mediamente 4.000 prenotazioni al giorno, indifferenziate per fasce d'età, però è innegabile che siano fasce d'età giovani, cioè siano ragazzi, e dopodiché c'è il grande tema degli insegnanti, ma questo è un tema che dovremmo affrontare a livello nazionale, nel senso che non so cosa abbia deciso il governo, poi sì, sappiamo cosa ha deciso il governo, però vedremo di capire poi come si concretizzerà. Mi sembra che ci sia, come si può dire, ancora discussione su questo tema, no? Però noi siamo qui a derogare un servizio, cioè, e lo vogliamo far bene, insomma, vedete che ormai noi contiamo per fine settembre di aver superato l'80% di popolazione vaccinabile vaccinata, quindi il nostro gregge l'abbiamo sistemato. Il problema è quelli degli altri greggi che non vengono sistemati, quindi i veneti hanno dato anche un segnale di partecipazione. Sentite, c'è qualcuno che si diverte a fare il vaccino? No. C'è qualcuno che ha, come si può dire, che ha voluto farlo perché è convinto? No, cioè, lo sappiamo com'è quel vaccino. La paura è un sentimento umano e va rispettata. Io sono convinto che ci sono tante persone che non si vaccinano perché hanno paura. Noi dobbiamo dare informazioni e se continuano ad aver paura è giusto che decidano di fare quello che è meglio per loro, ma non si può trasformare la paura in un'architettura di alibi per quasi dire che quelli che sono vaccinati sono 4 idioti. La paura è giusto che sia rispettata, ma uno non può arrivare a giustificare la sua paura pensando che ci siano tutte le giustificazioni del mondo per non farsi il vaccino. Oggi, se siamo aperti e se oggi abbiamo questa condizione sanitaria gestibile, lo dobbiamo a quel quasi 78-79% di veneti che si è vaccinato. Io non ce l'ho con chi non si è vaccinato, ho il massimo rispetto, però non posso condividere i toni che spesso vedo nei confronti di chi si è vaccinato. A me spiace che questa tragedia sia passata dai terrazzini con andrà tutto bene al fatto che adesso sta diventando una specie di fra virgolette,
confronto civile, volevo dire guerra civile, insomma, una guerra tra poveri, tra vaccinati e non vaccinati. Guardate che in 20 mesi si è riusciti a passare dal terrazzino, in un momento nel quale tutti avevano paura di morire, per questo erano pieni di terrazzini, adesso ai premi Nobel della salute, della sanità, chissà tutto. A me spiace, però insomma ne verremo fuori anche da questo casino. Altre domande? Sempre sulla scuola. Prego. Perdoni, ma come se lo immagina il primo giorno di scuola? Organizzato per noi. La scuola trovi il sistema di far trovare i docenti nelle aule, e non è colpa della dottoressa Palumbo, che so che assieme ai suoi ci mette il massimo, però insomma spererei che anche quest'anno non ci sia, che per un mese sentiamo dire che mancano docenti, 10.000, 11.000, cioè questi sono i numeri da Veneto e anche di più. E dopodiché per quanto riguarda sanitariamente la nostra squadra ci pensa e farà in modo di essere poco invasiva, di essere a fianco dei ragazzi, perché a noi interessano i ragazzi, ovviamente agganciati alle loro famiglie, e l'invito che faccio è: per chi può vaccinarsi si vaccini. Grazie. Prego. Allora abbiamo Prigioni. Buongiorno a tutti, buongiorno. Presidente. È arrivata a noi la segnalazione del familiare di un ospite di una casa di riposo di Oderzo, che all'interno di questa struttura c'è stato un caso di positività di un operatore, e quindi hanno di nuovo posto gli anziani in isolamento e chiuso la struttura, e questo ha creato apprensione sia ai familiari che ovviamente agli ospiti stessi. Quindi si chiedeva se questa è la procedura. E poi io aggiungo se mi può dare un quadro della situazione nelle case di riposo, anche alla luce del vaccino che per molti anziani magari sta per scadere. Ecco. Magari facciamo che dopo il mio intervento, prima della dottoressa Cattelano, l'assessore dava un quadro sulle case di riposo, che questa mattina abbiamo fatto una riunione proprio su questo, quindi l'assessore vi può dare un aggiornamento puntuale. Ok? Grazie. Grazie. Guidone. Sì, buongiorno. Buongiorno. Le pongo un quesito che arriva da molti centri sportivi che si trovano nel territorio, che ci scrivono che ogni giorno ci sono persone senza Green Pass che inviano a queste associazioni appunto video, documenti, addirittura anche aggressioni verbali, per appunto chiedere, pretendere di entrare e poter svolgere attività sportive anche senza il Green Pass. E allora queste associazioni sportive ci chiedono a lei, Presidente Zaia, come possono far fronte a questa situazione, dando delle risposte certe a queste persone e mettere a tacere chi appunto non rispetta il loro lavoro, già dicono fortemente penalizzato da quasi 2 anni. Allora, questa è una norma nazionale, non è una norma regionale, no? Quella del Green Pass. Purtroppo questo è il segno dei tempi, nel senso che io frequento un centro sportivo dove comunque al varco il tornello, devi avere lettura del Green Pass, devi avere lettura ancora della temperatura e igienizzazione delle mani. Mi metto nei panni di molti gestori che hanno difficoltà nella gestione di questo. E infatti secondo me c'è un vulnus in queste norme, perché non si va a identificare, come quando abbiamo parlato dei ristoratori, ma il ristoratore ha titolo a chiedere la carta d'identità per vedere che il Green Pass sia proprio quello di quella persona che tu hai davanti oppure no, e i cittadini possono trasformarsi in organi di polizia. Io ho l'impressione che ci sia un'area grigia su tutto questo, quindi hanno la mia vicinanza i gestori che si trovano in questa difficoltà, però deve essere il legislatore a livello nazionale che risolve il problema, noi non possiamo farne nulla. Una delle obiezioni che vengono poste da appunto queste persone è citare questo famoso regolamento dell'Unione Europea che dice che non possono essere discriminate le persone che hanno scelto di non vaccinarsi. Lei cosa risponde a questo? Ma guarda, io penso che debbano essere tutelate le libertà di tutti, però oggi c'è questa norma, non ne possiamo fare nulla. Dopodiché ragazzi, se diciamo che la vaccinazione comunque ha dato già degli effetti su quello che è la curva dell'infezione, il mondo sta andando in questa direzione, probabilmente i nostri 11.000 medici che sono vaccinati non capiscono nulla e l'unico che va in piazza a dire che non hanno capito nulla è quello che ha capito tutto. Cosa volete che vi dica?
Grazie. Prego. Magari poi chiedete anche alla dottoressa Cattelan cosa pensa della vaccinazione al di là dei pazienti. Immagino sia vaccinata. Vaccinata, quindi. Giacomuzzo. Buongiorno. Buongiorno. L'anno scorso in questa stagione i sorvegliati speciali erano i turisti che rientravano dalle vacanze, dalle ferie. Il pericolo era fuori. Adesso la situazione è completamente mutata grazie al vaccino, ma c'è a parte i non vaccinati un rischio maggiore che arriva proprio da chi rientra? C'è la possibilità di focolai zone? Ce l'abbiamo, c'è un esempio a Treviso con i macedoni e vedete cosa è accaduto, nel senso che ci sono delle comunità in giro per l'Europa dove la vaccinazione è abbastanza aleatoria, dove comunque anche il livello di tutela con i dispositivi viene ritenuto, diciamo, abbastanza superficiale, affrontato in maniera superficiale. Il risultato è che abbiamo focolai di infezione. Magari sono la quasi totalità asintomatici, però ci sono. E qualcuno viene anche ricoverato, però. può dare una mappa solo a Treviso, un po' sparsi a macchia di leopardo? No, ce n'è adesso da dirvi dove, cioè noi non abbiamo grossi focolai, a Treviso c'è quello più grosso che ha qualche centinaio di persone coinvolte e quello dà anche uno spaccato della difficoltà e della criticità che abbiamo su quel fronte, diciamo, geografico. Dopodiché mi diceva il dottor Benazzi che addirittura il rappresentante della comunità macedone ha voluto vaccinarsi e mandare un messaggio a tutti, però dobbiamo fare squadra, ragazzi, se no non ne veniamo più fuori. Eventualmente altre per completare questo spaccato? Sì, lo dobbiamo sentire con il SISP e con la prevenzione, la dottoressa Russo, per avere un quadro, casomai proviamo a sentire. Notizie di altri, a parte quello importante dei paesi balcanici, di Treviso? No, focolai ad esempio turistici, definiamoli così, insomma, la famosi arrivi da Ibiza dell'anno scorso o dalla Grecia non ne abbiamo. Considerate che noi siamo l'unica regione in Italia che ha disposto i tamponi, ho fatto un'ordinanza io per questo, ancora un mese e mezzo fa. Quindi da Malta, Grecia, Spagna, Gran Bretagna, insomma c'era un bel po' di paesi, Croazia. Cambio argomento, Presidente. Prego. Sono sulla terza dose. Lei sono settimane che caldamente chiede che ci dicano, io non sto chiedendo la terza dose, che ci dicano qualcosa. Che ci dicano cosa fare. Mi tocca farla anche a mia. Anche il Presidente di Euripa ha manifestato tutte le sue preoccupazioni che sono coincidenti alle sue. La domanda è, c'è un sentore, il governo sta battendo un colpo, ha un'idea, c'è un appuntamento in agenda? Se volete la mia opinione, accadrà. Ma è innegabile, perché vedo che ormai molti paesi si stanno muovendo sulla terza dose. Noi non siamo stati su alcuni fronti siamo stati innovativi e dei grandi innovatori. Sul fronte della vaccinazione giustamente si va avanti con prudenza, si aspetta e tutto, ma quando tu vedi Israele che vaccina, Francia che vaccina, Francia ha iniziato a fare la terza dose, Stati Uniti, se non sbaglio anche Gran Bretagna ha reintrodotto il tema della terza dose. Capite che pensare che si possa pensare di fare percorso netto, decisamente no. Ci diranno qualcosa, insomma siamo ancora a fine agosto, diciamo, il margine ce n'è ancora oggettivamente operativo, però guardate che questo significa per noi cosa? Centri vaccinali da tenere aperti, significano 1600 persone da dedicare tutti i giorni non agli ospedali ma ai centri vaccinali. Prego. Altre domande oppure passerei all'assessore se non ci Facciamo sono. l'assessore e poi la dottoressa Cattelan. Grazie, buongiorno. Arrivederci. Allora, per quanto riguarda le strutture per anziani, noi abbiamo 2 focolai identificati, uno nel Veronese, nella struttura di Mezzane, e uno nel Vicentino, nella struttura di Cartigliano. A Mezzane abbiamo 19 persone positive, 14 ospiti e 5 operatori. Ci sono sia operatori, mi sembra che a Mezzane ci sono un ospite non vaccinato e 2 operatori non vaccinati.
Gli altri sono ospiti tutti vaccinati, che probabilmente, poi lo dirà anche credo la dottoressa Cattelan, sono ospiti che, essendo in una situazione di comorbidità, pluripatologie, anche con un sistema più debole, probabilmente il vaccino non ha dato, o comunque ha già finito la risposta che può dare. Noi stiamo anche i due SISP, sia quindi quello dell'USL Scarigere sia quello dell'USL Pedemontana, di concerto con la prevenzione regionale stiamo facendo anche un'analisi molto dettagliata rispetto ai titoli anticorpali di queste persone, in modo da avere anche una fotografia e poi avere dei dati anche da confrontare. Mi sembra che nel Veronese, ieri mi ha informato il DG Girardi, c'è una persona che è stata ricoverata ed è la prima persona da casa e riposo che viene ricoverata negli ultimi mesi, insomma non avevamo più ricoveri da casa di riposo tra le persone invece che conteggiamo ogni giorno all'interno dei reparti in area critica o non critica. A Cartigliano ci sono 19 ospiti e 5 operatori positivi e anche in questi casi c'è un paio, due ospiti non vaccinati e un paio di operatori non vaccinati, il resto sono tutti vaccinati, però non c'è nessuna persona ricoverata e sia nel primo caso che nel secondo caso sono quasi tutti asintomatici, gli operatori sono tutti asintomatici, gli ospiti c'è qualcuno che ha un po' di febbre, però insomma tutto molto limitato e anche gestibile. Chiaramente sono scattati i piani all'interno delle strutture, quindi separazione, in alcuni casi hanno fatto anche separazione tra gli ospiti positivi, una cosiddetta area grigia che potrebbero essere gli ospiti che sono entrati in contatto, che però non in maniera, non so, il compagno di stanza di un positivo, e poi un'area invece cosiddetta bianca, quelli che non hanno avuto nessun contatto. È chiaro che in questi casi le strutture sono state nuovamente chiuse, quindi hanno chiuso le strutture per l'accesso ai familiari, proprio per cercare di contenere il più possibile e di capire anche da dove insomma potrebbe essere arrivato, quindi insomma cercare di fare anche un po' di ricostruzione, altrimenti poi si allarga anche tutto il quadro epidemiologico, quindi con la ricerca dei contatti stretti e quant'altro. Queste sono le situazioni che noi oggi abbiamo. Su Oderzo non ho sentito, ma se c'è un caso solo, quindi è un caso diciamo così limitato. Noi comunque non abbiamo mai smesso di fare il monitoraggio nelle case di riposo ed eventualmente a mercoledì forse riusciamo anche a darvi la tabella che ogni tanto vi davamo, quindi noi una volta a settimana raccogliamo da tutte le case di riposo quante persone positive ci sono, quante sono ricoverate, suddivise tra ospiti e operatori, quindi per metà settimana, insomma il prossimo incontro forse riusciamo anche a darvi una tabella complessiva di tutta la regione, quindi abbiamo continuato e continuiamo proprio nell'ottica di monitorare. Quello che io mi sento di dire è che probabilmente insomma questa cosa va a rimarcare, a sottolineare la necessità, come diceva il Presidente, della terza dose, soprattutto per questi soggetti che sappiamo sono soggetti che poi hanno difese immunitarie molto basse, ma ripeto lo saprà dire molto meglio della sottoscritta poi la dottoressa Cattelan, in cui anche i titoli anticorpali si sono azzerati o si sono già in qualche modo esauriti, insomma questa è un po' la questione. Quindi ecco, questa è la situazione all'interno delle strutture, sono due focolai molto attenzionati, molto monitorati, su cui abbiamo anche fatto un'indagine epidemiologica specifica, proprio per capire, anche perché probabilmente potrebbe essere utile per noi, ma anche per i decisori in base al discorso relativo alla terza dose. No, mercoledì riesco a darvi, se volete, una tabellina complessiva, quella che vi davo insomma un paio di mesi fa, su tutte le strutture, quanti positivi, quanti ricoverati. Su invece i risultati li stanno facendo e quindi abbiamo bisogno insomma di un po' di tempo, adesso non so quanto, però insomma appena saranno pronti ve li comunichiamo. Altre domande per l'assessore? E quindi lasciamo alla dottoressa. Lasciamo il campo alla dottoressa Cattelan. Prego dottoressa. Ecco, buongiorno a tutti, ringrazio l'assessore e ovviamente il Presidente per l'invito. Mi è stato proprio chiesto di fare una fotografia di quello che sta succedendo nel nostro reparto a livello proprio di malattie infettive. Io posso dire che la situazione non è da bollino rosso, ma è sicuramente una situazione che merita
molta attenzione ed impegno. E perché dico questo? Perché i ricoveri purtroppo stanno aumentando. Noi eravamo arrivati a giugno ad avere 14 ricoveri complessivi in un mese di pazienti Covid, siamo andati a luglio ad averne 35, ad agosto già 48, quindi il trend è in ascesa. Ma voi mi direte, chi sono questi pazienti ricoverati? Ecco, la fotografia di questa mattina è che nel nostro reparto ci sono 16 pazienti ricoverati, di cui 12 non vaccinati e 4 vaccinati. 12 non vaccinati, quindi tenete conto che praticamente 2/3 della nostra attività viene fatta su persone che potevano vaccinarsi, che avrebbero potuto usufruire del vaccino e che forse non sarebbero mai state ricoverate, tanto che alcuni di questi dicono: caspita, mi fossi vaccinato non sarei qui, e che ovviamente ci permetterebbero di dedicare le risorse di posti letto e poi le risorse umane alla cura di tutte le altre patologie che, ricordiamo, purtroppo in questo anno e mezzo abbiamo in parte trascurato per ovvi motivi. Le risorse sono quelle, per cui insomma dobbiamo o dedicarle in un modo o dedicarle in un altro. Quindi sono pazienti non vaccinati di età giovane, soprattutto 50-60 anni, però abbiamo anche avuto 2 ricoveri fra ieri e stanotte di un 24enne e di un 32enne. E sono tutti ricoveri molto impegnativi, perché chi sta bene, chi satura, chi non ha bisogno dell'ossigenoterapia viene mandato a domicilio e magari viene fatta la somministrazione dei monoclonali che stiamo potenziando, mentre chi ha una patologia importante, quindi un impegno respiratorio importante, viene ricoverato. Fra, ripeto, questi 12 pazienti non vaccinati abbiamo anche 2 donne gravide, e anche qui adesso stiamo cercando di capire e di insistere sulla vaccinazione in questa categoria specifica di popolazione, perché è vero che non c'erano delle linee guida ben definite eccetera, adesso ci sono sia a livello italiano che internazionale, per cui la vaccinazione nella donna gravida è altamente consigliata e raccomandata. E quindi questo è un impegno sul quale dobbiamo impegnarci proprio prossimamente. Altri, prima si parlava appunto di persone che arrivano da fuori, dall'estero eccetera. Fra queste persone non vaccinate e ricoverate ne abbiamo alcune che provengono proprio dai paesi dell'est, dove sono andati per passare le vacanze estive o per feste familiari eccetera, e sono rientrati positivi, e abbiamo dei dati anche scientifici proprio pubblicati molto recentemente sul JAMA International sul JAMA Medicine, che ci mostrano come l'infettività è maggiore nei 2 giorni prima della comparsa dei sintomi fino ai 3 giorni successivi. Quindi queste persone che sono rientrate in autobus con tanti altri connazionali eccetera, ovviamente hanno rappresentato un vero possibile inizio di focolaio. Ecco, speriamo di no, però questo è un altro rischio. Poi ci sono invece dei pazienti che, come è stato detto prima, sono stati vaccinati con doppia dose ancora all'inizio, a gennaio, febbraio, e che hanno sviluppato l'infezione. Perché? Sono pazienti fondamentalmente molto debilitati, questi sì sono anziani, con patologie che hanno determinato proprio non solo lo scemare della risposta anticorpale al vaccino, ma addirittura non hanno proprio fatto risposta anticorpale a causa delle malattie ematologiche sottostanti.
È ovvio che queste persone meritano un'attenzione ancora maggiore, perché vuol dire che meno circolazione di virus c'è in giro, meno queste persone possono ammalarsi, possono venire a contatto, cioè con il virus, e quindi ammalarsi. E direi quindi che anche questa è un'ulteriore spinta alla vaccinazione. Io sono proprio convinta che il vaccino sia la nostra arma vincente, perché è quella che ci ha permesso di mantenere questo relativo basso numero di ricoveri, nonostante vi sia stata una ripresa, direi quasi totale, della vita comunitaria. Però il vaccino non è la soluzione. La soluzione completa, nel senso che abbiamo bisogno anche di altre attenzioni, abbiamo bisogno soprattutto di tenere sempre alta l'asticella, e quindi soprattutto nei riguardi delle persone che sono un po' più deboli, più fragili, più vulnerabili, che sono quelle che effettivamente poi possono essere colpite dall'infezione. Posso dire sì, ecco, vi posso anche dire ecco, se volete, insomma, come nostra attività, al di là dell'attività dei tamponi che facciamo sempre tanti, sia per le persone che devono essere ricoverate, quindi devono fare l'intervento chirurgico, sia per chi invece viene per viaggio o per qualsiasi altro motivo, ma un'altra area in cui stiamo lavorando parecchio è l'area della somministrazione dei monoclonali, che rappresentano insomma una terapia antivirale diretta che ci permette di impedire un po' l'evoluzione di questa infezione in forme di malattia polmonari, in forme gravi. Ecco. E ci tengo a dire che noi insomma abbiamo sempre puntato molto su questo aspetto fin dall'inizio. Abbiamo anche proprio già analizzato dei primi dati che adesso sono in corso di sottomissione a una rivista internazionale, che ci mostrano come effettivamente la terapia dei monoclonali, oltre a essere sicura, ci ha permesso di evitare l'ospedalizzazione e l'evoluzione delle infezioni in malattia grave in tutti i pazienti che abbiamo trattato. Qui in questo studio ne abbiamo analizzati 112, nessuno di questi 112 pazienti, ed erano tutti pazienti ad alto rischio di evoluzione Covid, è stato, insomma, ha avuto un'evoluzione in forma grave, nessuno è andato in terapia intensiva, nessuno è morto. E il monoclonale ci aiuta anche ad una più rapida riduzione dell'infettività e quindi della contagiosità, della trasmissione del virus alle altre persone. Ecco, quindi anche questo, adesso che abbiamo avuto anche un'apertura delle maglie di arruolamento da parte di AIFA, ci permette, pur mantenendo la prioritizzazione per le persone che hanno più bisogno, ma ci permette insomma di muoverci meglio e quindi di offrire il monoclonale anche a soggetti che riteniamo ne possano avere dei vantaggi. Grazie dottoressa, mentre lei parlava avevo visto la mano di Bonet che si alzava, poi vedo Tosato, chi altri ha domande? Vediamo. Dottoressa, buongiorno. Allora, mi aveva colpito questo tema del fatto che per curare le persone in terapia intensiva non vaccinate si devono trascurare altri malati che avrebbero bisogno della terapia intensiva. Allora mi chiedo... No, non parlavo della terapia intensiva, Parlavo in generale dicendo che se noi come malattie infettive abbiamo 29 letti, ne abbiamo 16 dedicati a Covid, lei capisce che abbiamo una possibilità ridotta di curare tutti gli altri pazienti con altre patologie che vanno dalle spondilodisciti all'endocarditi eccetera, che magari vengono trattati altrove ma non con la stessa expertise, non con la stessa cura, insomma direi che ogni paziente deve andare sul posto giusto. Il ragionamento è che il letto occupato da una persona Covid non vaccinata occupa un posto che potrebbe andare a qualcun altro. Allora mi chiedevo, esistono delle linee guida per stabilire la priorità del ricovero in questo senso? Cioè, lo chiedo perché magari da cittadino, se io avessi un incidente stradale e il mio posto di letto di terapia intensiva è occupato da una persona Novax che avrebbe potuto vaccinarsi e non essere in terapia intensiva, qualche disagio me lo crea, per cui esistono delle linee guida che danno delle priorità oppure no? Grazie.
Per quanto riguarda l'accesso alla terapia intensiva, credo che nessuno mai abbia negato un accesso a una terapia intensiva quando questo era necessario. L'emergenza era successo, questo la società di anestesia aveva fatto le linee guida che stabilivano. No, a suo tempo, all'inizio, l'anno scorso, c'era stata una linea guida per la prioritizzazione di quali pazienti Covid, non extra Covid, ma Covid, potessero accedere alla terapia intensiva, e questo era stato fatto soprattutto alla luce dell'emergenza che c'era in Lombardia. Direi che in Regione Veneto non è mai stata veramente applicata questa cosa. In Regione Lombardia, dove c'era stato il grande picco epidemico, si era in qualche maniera creata una linea guida per vedere quali pazienti potevano andare, quali pazienti avrebbero avuto del vantaggio ad andare in terapia intensiva rispetto a chi invece non ne avrebbe avuto nessun vantaggio, nel senso che sarebbe stato comunque un percorso ad esito infausto. Cosa? Buongiorno dottoressa, una domanda così duplice se vogliamo. Uno, rispetto all'anno scorso, qual è un po' l'andamento, cioè il raffronto dell'andamento per quanto riguarda malattie infettive? Lei ci ha detto questa ascesa in questi mesi, ecco un raffronto con l'anno scorso. L'altro quesito prevede che ci sarà un ulteriore aumento dei ricoveri nei prossimi mesi? Non ho la sfera di cristallo e quindi non lo posso dire, e credo che nessuno di noi in realtà possa dirlo. Ci sono degli scenari possibili che uno può prevedere, può ipotizzare. Io dico e insisto ancora, se la campagna vaccinale prosegue in maniera efficace e riusciamo veramente ad andare oltre l'80-90% delle persone vaccinate, io dico che non avremo più quei picchi che abbiamo avuto l'anno scorso. Io penso che qualche piccolo si potrà avere, perché abbiamo detto il vaccino ci protegge dallo sviluppo della malattia grave, ma non dalla circolazione del virus. Il virus può circolare, continuare a circolare ancora, per cui è possibile che ci siano, con la ripresa delle scuole, con l'inizio dell'autunno, altre patologie respiratorie che per forza di cosa si svilupperanno, quindi magari rendono un po' più debole, fra virgolette, il soggetto. È possibile che ci siano delle piccole recrudescenze che però magari si snodano e si sviluppano in forme lievi, moderate, che non necessitino magari neppure di ricovero ospedaliero. Per cui questo è lo scenario che io ipotizzo e che spero abbia a succedere. È ovvio che poi restano sempre dei punti interrogativi, anche può essere la stessa evoluzione del virus. Abbiamo avuto varie varianti, la variante Delta sappiamo che è più diffusiva, aumenta il rischio delle ospedalizzazioni, insomma si diffonde più rapidamente. Però potrebbero esserci ulteriori varianti, questo nessuno lo può sapere e in questo momento non abbiamo nessuno strumento per poter dire che questo succederà. Io mi auguro che no, ovviamente. L'impegno è quello di avere testa, essere responsabili, andarsi a vaccinare. Ecco, io mi sono vaccinata e vorrei che anche gli altri si vaccinassero, perché è una questione proprio di libertà personale, ma anche di libertà di circolazione, quindi di libertà per tutti. Altre domande? Giacomuzzo. Dottoressa, le riporto un attimo ai numeri che ci aveva dato: 16 pazienti in tutto, 12 non vaccinati. Tra questi 2 pazienti giovanissimi, 29 e 32, che sono le neomamme allora? No, le neomamme sono altre 2, questi sono 2 maschi, questi 2 ricoverati ieri, insomma, che sono giovani non vaccinati, di cui uno straniero appunto che rientrava invece uno un ragazzo italiano che aveva intenzione di vaccinarsi ma non l'aveva ancora fatto.
Quindi le chiedo il focus sulle neomamme, perché anche noi oggi riportiamo il caso di una giovane donna che ha partorito e che poi è stata colpita dal virus in modo importante. Non so se è la stessa 39enne di cui faceva prima riferimento il Presidente oppure no. Al di là di quello, il fenomeno delle mamme che finiscono in terapia intensiva o che comunque faticano, è di questo momento qui perché c'è magari stata minore attenzione alle misure? Sono capitate anche negli altri mesi? Sì, queste nostre 2 donne non sono andate in terapia intensiva, una donna in alti flussi, una no. Abbiamo avuto durante la prima ondata una donna che è andata in terapia intensiva, che poi insomma comunque l'esito è stato positivo, nel senso che è nato un bambino sano, lei è stata meglio e adesso la seguiamo nel follow up, per cui direi che questo è stato l'unico caso che abbiamo avuto, quindi ovvio sono casi sporadici che possono succedere. Direi che, come vi avevo già detto prima, queste donne non sono state vaccinate. Una che è una straniera probabilmente anche per scelta, la donna italiana no, e purtroppo non era stata consigliata bene, nel senso che gli avevano detto che forse non valeva la pena vaccinarsi proprio in questo momento. Ripeto, è anche a parziale scusante di colleghi che perché fino a poco tempo fa non c'erano delle direttive chiare. Adesso lo sono, per cui non ci sono più scusanti, insomma, ecco. Quindi non ci sono problemi. Io, donna incinta, posso vaccinarmi, non ho problemi. Sì, non posso, sì, il certo, bambino sta... certo. E anche in fase di allattamento? Sì, può essere. Sì. Prego. Altre domande, colleghi? Grazie, allora possiamo chiudere qui. Grazie dottoressa, grazie assessore. Grazie.